Grande emozione in questi giorni al Teatro Pirandello per il concorso nazionale Uno Nessuno e 100.000. Centinaia di ragazzi provenienti da tutto il mondo per omaggiare il grande Luigi Pirandello. È un'occasione unica per questa città, è qualcosa di meraviglioso che sta risvegliando il nostro territorio, perché questi ragazzi che parlano rumeno, francese, spagnolo stanno invadendo le nostre strade e sono contentissimi e felicissimi di calcare le tavole del palcoscenico del Teatro Pirandello. Per me è una grande emozione seguire questi laboratori insieme anche all'aiuto dei ragazzi della Casa del Musical, e ci stiamo divertendo da morire a lavorare, a conoscere insieme lo spazio scenico e soprattutto a vedere le performance che hanno preparato e a conoscere e leggere i testi che hanno riadattato dalle novelle di Pirandello. Entrano così nel vivo le celebrazioni per il 150° della nascita del drammaturgo agrigentino Luigi Pirandello. E quale miglior modo per omaggiarlo, dimostrando come l'opera pirandelliana riesca a trovare nuova linfa e a parlare il linguaggio contemporaneo. Siamo veramente felici di essere qui perché all'estero forse la cultura italiana si sente ancora di più come punto di riferimento. È un crescendo, è un'escalation di ricerca e di scoperta di emozioni. Come dice il nostro regista, che chiamiamo tutti con affetto Marco, dobbiamo andare alla ricerca dell'autenticità, della verità, perché il codice della finzione letteraria e teatrale è il codice della ricerca umana di quello che noi abbiamo dentro, che è davvero difficile trovare, e i ragazzi oggi stanno provando questo. Non nascondo che poco fa ero fra il pubblico, seguivo il training e sono scese a me le lacrime, perché è l'emozione che parla, la pancia che parla, e la scuola deve essere questa. Sul palco di Agrigento ben 135 ragazzi di 23 diverse scuole che provengono da ben 4 continenti. Oggi è stata un'esperienza molto particolare, più che altro è la prima volta che vengo al teatro in questo modo, tra virgolette, perché non ho mai visto come si fa teatro dietro le quinte, come spiegato in questo modo, e poi farne parte è stato bellissimo. Abbiamo avuto l'opportunità di poter venire a Agrigento questa settimana, una grande opportunità. Abbiamo scritto una pièce di teatro su Pirandello all'occasione del festival, una grande opportunità visto che possiamo recitare in questo bel teatro. Grazie. E la 2 giorni di laboratorio con gli studenti al Teatro Pirandello potrebbe diventare elemento fondante di un appuntamento annuale del Festival della Strada degli Scrittori. Ed è proprio nell'ambito di questa manifestazione dedicata ai big della letteratura siciliana che avverrà la cerimonia di premiazione giovedì prossimo 1 giugno alle 10 al Teatro Pirandello.